Assessore, qual è il senso, qual è il valore che la Regione Sardegna ancora riconosce a un'iniziativa come Sadie? Ma il valore è un valore certamente simbolico, ma è un valore di prospettiva. È un valore di prospettiva perché abbiamo necessità di guardarci un po' in casa nostra. Molte volte ci lamentiamo troppo senza però porre in essere azioni che possano veramente dare quel senso di riscatto al nostro popolo, azioni che non devono essere azioni certamente rivoluzionarie, ma che sono azioni che mirano alla nostra sovranità, cioè una sovranità concreta, una sovranità in casa nostra, una sovranità compiuta che ci permetta di vivere al pari di tutte le nazioni civili europee. Questo è il punto dal quale dobbiamo partire, stiamo lavorando per quello, in questi 3 anni abbiamo lavorato in questa direzione e credo che tutti i sardi se ne siano accorti. In questa finanziaria, fra l'altro, abbiamo aggiunto 5 milioni di euro per quello che riguarda la cultura lingua sarda, oltre i 3 che erano già a regime. Credo che questo sia un risultato importantissimo. Le risorse sono mirate al settore radio-televisivo che come tutti soffre in questo momento, ma noi pensiamo che attraverso il settore radio-televisivo questo messaggio possa essere ancora più efficace e quindi stiamo lavorando in quella direzione. In questi ultimi 3 anni l'iniziativa della DIE è passata insomma, dalle rappresentazioni sceniche a invece un messaggio, un'iniziativa mirata molto ai giovani, agli studenti. Questo perché? Avevamo necessità di far capire che la storia che veniva insegnata attraverso libri di testo che arrivavano oltre Tirreno non era proprio la storia che riguardava la nostra terra, la nostra cultura, la nostra identità. Solamente nell'ultimo anno siamo riusciti a celebrare fra scuole, enti locali, associazioni oltre 150 convegni. E questo è stata la molla che ha fatto scattare in molte coscienze la voglia di capire e soprattutto di comprendere quello che non è mai stato insegnato dai nostri professori. Personaggi illustri della Sardegna dimenticati, anzi messi nel cassetto, forse mai conosciuti dai nostri ragazzi. E su questo credo che il messaggio stia passando, è un messaggio forte, è un messaggio non solo identitario, ma è un messaggio anche di orgoglio, perché questa è una terra che ha tanto orgoglio, ma ha bisogno anche che questo orgoglio venga portato fuori e soprattutto fatto conoscere ai nostri ragazzi che iniziano a affrontare una vita che è sempre più difficile.